Allora, direi che siamo in live, vediamo se StreamYard come di consueto ci dà qualche segno di vita, direi di sì, e quindi bentornati su Parresia. Dunque, oggi parliamo di un argomento in realtà è un po' a cavallo, di fatto, tra il focus del canale, cioè di fatto la storia moderna, e dall'altra parte invece la storia medievale. Siamo in questo periodo un po' di transizione che in realtà è estremamente interessante perché si notano poi determinati cambiamenti che faranno scaturire quello che di fatto possiamo dire saranno le guerre d'Italia, la discesa di Carlo VIII di Francia nello Ma stivale, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parleremo oggi dell'argomento che ora andiamo a presentare, cioè la guerra d'Otranto. Avete visto sicuramente la copertina con Gaetano Conte, collega insegnante nonché dottorando di ricerca presso l'Università di Palermo, che io ringrazio salve tantissimo a per la tutti. disponibilità. Quindi No, ma grazie io mille. ringrazio te. Ti ringrazio pubblicamente, ovviamente, per questo spazio, per essere ospite nella tua, diciamo, trasmissione, nel tuo canale. Sì, questa di fatto è una guerra che parte, diciamo, è una delle, possiamo dire, ultime guerre, tra virgolette, medievali, nel senso che poi le tecniche dalla discesa francese saranno diverse anche nel combattimento. Una studiosa faceva notare come fino alla guerra di Ferrara ancora vi erano pochi morti, pochi deceduti, diciamo, e molte azioni, possiamo dire, di disturbo. E allora, Ma guarda, intanto, io se posso sì, dirti, allora, intanto agevolo le tue slide, dato sì, che le hai preparate, frutto oltretutto di varie telefonate tra di noi, tra sì, parentesi. Io volevo partire, dato che ne abbiamo parlato anche un pochino fuori live, oltre che al telefono, da in realtà 2 anni, secondo me, spartiacque. Noi sappiamo che la guerra d'Otranto è dal 1480 all'81, ma secondo me bisognerebbe andare almeno a circa 30 anni prima, cioè di fatto da una parte nel 1453 la caduta dell'impero romano d'Oriente a opera di Maometto II, quindi degli ottomani, e anche il cambio di nome di fatto di Costantinopoli, non più Costantinopoli ma attuale Istanbul, e poi un annetto, 2 annetti dopo abbiamo Pace di Lodi e Lega Italica. Ecco, sono tutti di fatto anni abbastanza spartiacque, specialmente gli ultimi due che ho appena citato, perché per chi ha studiato solo la manualistica, ogni tanto ritorna nelle mie live questo concetto della manualistica. sì. Notiamo sempre, specialmente nelle ultime parti dei manuali, diciamo, di storia medievale o l'inizio di storia moderna, che la pace di Lodi e la Lega Italica di fatto garantirono 30 anni, 40 anni di politica di equilibrio, di Sì, sì, sì. fatto, politica di equilibrio e lo sviluppo del Rinascimento. Ora, questa cosa è vera, ma in parte. Perché? Perché in realtà, di fatto, questa politica di equilibrio, questa assenza di guerre tra gli stati italiani, non è vero che ci fu completamente. Tu hai citato la guerra di Ferrara, la cosiddetta guerra del sale, ma noi Sì. possiamo anche citare la guerra dei pazzi, che tra l'altro si svolge a cavallo proprio di questi anni che andremo Che a verrà trattare. interrotta, diciamo, poco prima, ma allo stesso tempo, diciamo, avrà il vantaggio di questa discesa di Maometto II verso Otranto. Esattamente. Ovviamente tutto vantaggio di Firenze, Tutto ovviamente. vantaggio di Firenze, infatti. Vi è una piccola curiosità sul discorso che Lorenzo il Magnifico fece una specie di medaglia, Sì. da un lato c'era lui, dall'altro Maometto II, però questa cosa qua avvenne poco prima della guerra d'Otranto, quindi non fu, diciamo, possiamo dire, ringraziare il Gran Soldano, come lo chiamavano, per il suo, diciamo, la sua presenza in Italia, ma fu peraltro. Comunque sì, è verissimo quello che stavi dicendo, ovvero le realtà italiane comunque non furono così tanto in pace. Più che altro c'è da dire che dalla pace di Lodi in poi si crearono delle prospettive di collaborazione per mantenere le acque del Mediterraneo occidentale sorvegliate, cioè i papi cercarono comunque di sovvenzionare delle flotte
a mo' di guardia costiera, ecco, chiesero ai intervenuti, diciamo, nella Lega, che erano il Ducato di Milano, Firenze, Venezia anche, ma anche la Sicilia, Citra e Ultrafarum, chiesero dei sovvenzionamenti proprio per creare queste flotte, però di fatto gli stati italiani comunque furono in conflitto, e poi comunque vedremo anche nel corso della guerra d'Otranto che il conflitto, anche se non era un conflitto alle armi, di fatto c'era, cioè vi erano tanti movimenti di ambasciatori, oratori, informazioni. Sì, cioè nel senso, quello che poi Non avverrà ci di voleva fatto... bene, ecco questo. Esatto, cioè quello che avverrà poi nelle guerre d'Italia successive, dalla fine del 400 fino alla pace di Cato Cambresi, è già in forma prototipica proprio qui, cioè nel senso, la pace di Lodi di fatto fu una pace tra due stati, Ducato di Milano dall'altro e Repubblica di Venezia dall'altra, poi ci si mise di mezzo Papa Niccolò V che cercò di creare questa Lega Italica, mettendo tra l'altro all'interno pure le Sicilie, cioè parliamo del Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, che però di fatto poi, insomma, ci furono vari alterchi per cui non si riuscì nell'intento, e questo fa capire anche perché poi le tensioni sfociarono anche in queste micro/macro guerre tra i vari stati italiani, che poi però al momento in cui c'è un invasore straniero, non so, in qualche modo torna in auge questo concetto un po' di ci uniamo per fare una crociata contro l'Islam, ma che poi in realtà non è vero. No. Poi magari questa cosa la rivedremo dopo. Sì, perché poi ognuno cercava di conservare il proprio portafogli nella propria tasca, quindi ognuno alla fine diceva, vabbè sì, io posso metterci questo, però quello e via dicendo. Insomma, vabbè, dico... Allora, io ti lascio a questo punto la parola. Sì, infatti, a questo punto io ti lascio la parola, magari ogni tanto interverrò io, sì. Poi fammi un cenno, dimmi qualcosa se vuoi che vada avanti con le slide. Sì. A te la parola. Poi, ovviamente ti chiedo pure, dovessi sbagliare qualche, tu correggimi, perché chiaramente sai com'è la diretta, fa un po' effetto palcoscenico. Allora, partiamo dalle premesse. Intanto la guerra d'Otranto non è solo una guerra, come vedete nelle premesse, ma è un evento storico. Come dice una professoressa, posso citare i professori o comunque... Non è vietato, assolutamente. Perfetto. Allora, come disse ad esempio la Visceia, in realtà è una cesura, o almeno viene vissuta come una cesura in Italia, perché è il primo momento in cui, possiamo dire, i turchi cioè, entrano in Italia. Ecco, fino ad ora non si era mai vista una cosa del genere. Oltre questa premessa, dobbiamo anche un po' parlare del fatto che, cioè parleremo del fatto che non è solo una storia della guerra, ma è anche una storia della Chiesa, una storia religiosa, una storia dei martiri. Quindi si divide un po' questi, diciamo, gli esperti della guerra d'Otranto si dividono un po' fra esperti della situazione, possiamo dire, del martirio, della beatificazione, ed esperti della vera e propria guerra. Cioè la sto semplificando però per farla un po' capire, ok? Quindi quello che dirò comunque, diciamo... avrà, diciamo, vari risvolti. Spero che comunque ci sia anche da parte di chi ci ascolta anche qualche intervento per poter precisare delle cose. Un'altra cosa importante è il fatto che vi sono ancora molti punti oscuri in questa guerra, perché di fatto non hanno mai pubblicato, cioè non abbiamo ancora visto pubblicati i cosiddetti, diciamo, le cosiddette lettere dal campo, cioè dal campo di guerra. Quindi alcune cose vengono desunte dalle lettere degli oratori, oppure dalle cedole, atti vari, insomma. Gli ambasciatori, ovviamente. Sì, esattamente, sì, oratori va quasi per ambasciatori, perché poi comunque di fatto erano delle persone che stavano nelle corti e facevano un po' da portavoce, quindi tutti i giorni un tot di volte, cioè diciamo un tot di volte a settimana, mandavano delle lettere ai propri re lontani o ai propri signori per aggiornamento. Allora, parliamo un attimo della situazione politica. Per tutti, per far capire a tutti la situazione pre-Otranto, il regno di Napoli non era il regno delle due Sicilie. Alfonso il Magnanimo
alla morte decide di separare le due corone. La corona della Sicilia Citrafarum, cioè quella del Regno di Napoli, che la darà al figlio Ferrante, e quella Ultrafarum, cioè la Sicilia, che verrà ceduta, diciamo, comunque rimarrà diciamo al ramo catalano, quindi arriverà a Ferdinando il Cattolico, che sarà il figlio del fratello di Alfonso. Attenzione, perché qua sono tutti molto ben imparentati, quindi non bisogna correre, cioè si corre sempre il rischio di fare degli scivoli, perché quello è cognato ma anche fratello, parenti. Ok, quindi la guerra d'Otranto quindi viene condotta sul Regno di Napoli, non delle due Sicilie. Poi un'altra cosa importante è vedere anche gli antefatti, cioè come si comportavano gli altri, diciamo, le altre realtà, gli altri regni. Cioè, ovviamente, però lo vediamo col tempo. Tu, ripeto, in caso domanda e così mi punzecchi. Quindi passiamo alla slide, vediamo un pochettino. La slide delle premesse l'abbiamo saltata, ecco, siamo andati alla slide questa, diciamo, delle premesse. Del 453-55 ne abbiamo parlato. Fra i papi Pio II e Paolo II si hanno possiamo dire, dei tentativi di mantenere questo fronte, possiamo dire, anti-ottomano, però dobbiamo pure pensare che non è più il periodo, possiamo dire, delle crociate anti-Islam, quindi capitava che ci si commerciava, perché di fatto nella parte mediterranea orientale troviamo pure mercanti fiorentini, mercanti genovesi, ovviamente anche veneziani. Il problema di Venezia è molto grande, c'entra con la guerra d'Otranto, c'entra anche prima, perché Venezia affronta una vera e propria guerra dal 63, perde addirittura Negroponte, e poi firmerà una pace molto svantaggiosa a gennaio del 79, in cui cederà dei territori, però manterrà delle piccole isolette di controllo come Corfù o il Saseno, vedremo, insomma. Cambiamo slide. Però molti non sanno, perché tutti dicono la guerra d'Otranto nel 1480, ma tutto parte da lì, dal 1400, cioè d'improvviso Maometto II si sveglia e vuole colpire Otranto. Qua ho messo pure, vedete, D'Alema che strabuzza gli occhi, perché D'Alema è di Gallipoli, quindi ci faceva da pimpò, da contraltare. Allora, in realtà, andiamo dopo, esatto, slide, nel 79, quindi dopo che venne firmata la pace con Venezia, perché a gennaio, quindi nell'estate del 79, l'impero ottomano si concentra nella conquista di un territorio che si chiama Despotato di Arta. Il despota d'Arta, che era uno della famiglia Tocco, quindi, gestiva delle isole come Cefalonia, come Zacinto e come Santa Maura, che però oggi dovrebbe essere Leucade, anzi è Leucade. In questo periodo, quindi nell'estate del 79, si recuperano questi territori. Il despota di Arta praticamente fugge e riesce a scappare nel Regno di Napoli da Ferrante, e a metà agosto si ha la sensazione che il Regno ottomano voglia attaccare pure, slide successiva, rullo di tamburi, ecco, che voglia attaccare pure il Regno di Sicilia. Addirittura, ecco, un'altra cosa per far capire come la politica è importante. Mentre Ferrante I, cioè il Regno di Napoli, non era in buoni rapporti con Venezia, perché ovviamente cioè insieme competevano sull'Adriatico. Venezia aveva anzi, il Regno di Sicilia, Ultrafarum, cioè il nostro e la Sicilia, di fatto aveva in Venezia una grandissima alleata, quindi molte informazioni che non arrivavano a Ferrante arrivavano in Sicilia, fra cui quella di un tentativo di conquista della Sicilia, cioè i veneziani avvisano i siciliani che a Cefalonia, anche a parte a Valona e a parte a Cefalonia, il Maometto II aveva delle navi pronte per partire alla conquista o di Malta o della Sicilia. Questo non è un dato da niente, perché poi vedremo che Ferrante lascerà sguarnite le proprie coste. Uno dice, ma perché?
E tutti si sono sempre chiesti, ma perché Ferrante? Perché nell'anno precedente c'è questa cosa qui. A metà settembre, che già è il periodo in cui le navi non fanno più la guerra, Maometto II decide di riportare nei porti di Costantinopoli e di Valona le proprie navi. Perché? Non si sa. Probabilmente perché ad Augusta già c'era la peste. Io la vedo così, perché Augusta già nel 79 era luogo di peste ed era il luogo segnato dagli ottomani, comunque indicato dai veneziani, come luogo di approdo per poter colpire la Sicilia. Quindi questo è un antefatto molto importante. Slide successivo. Vediamo un pochettino i protagonisti del Regno di Napoli. Sono Ferdinando I, chiamato Ferrante, anche da chi scrive, perché in realtà in questo periodo sono due importanti Ferdinando, che uno è lui, che nei documenti esce pure come Ferrando, e quindi è anche come Ferrante, mentre l'altro Ferdinando è Ferdinando il Cattolico, che dal 79 diventa anche ovviamente re di Sicilia, perché muore il padre Giovanni. Questo personaggio è bello da tratteggiare, perché si sa che Ferrante era un abile politico, era anche uno a cui piacevano molto le donne, quindi piaceva molto il lusso. Era un politico abbastanza anche spietato, però anche buono. Io ho trovato un documento in cui lui, al termine della guerra d'Otranto, finita la guerra, cominciata magari anche quella di Ferrara, lui manda alle proprie truppe anche dei mazzi di carte per farli divertire. Quindi, insomma, si giocava a scopone selvaggio. Anche in quel periodo c'era lo scopone, sì, infatti. L'altro è il figlio, c'è l'altro invece. L'altro è il figlio, Alfonso Duca di Calabria, che però è un personaggio, una personalità diversa. Cioè, Alfonso è un guerriero, cioè Alfonso è in guerra perenne. Cioè, lui è a Firenze nel 78. Nell'80 appunto viene richiamato perché arrivano i turchi e quindi da lì lascia e scende. Finita questa guerra viene richiamato a Ferrara perché appunto deve aiutare Ferrara contro Venezia. Finita quella poi arrivano alla congiura dei baroni. Quest'uomo è perennemente in guerra. È un validissimo condottiero evidentemente, e si sa pure che era abbastanza, non dico sadico, però comunque non era cioè, diciamo, a lui piaceva mettere paura al nemico, ecco, diciamola così. Si sa, ad esempio, di un ambasciatore mandato da Ferrara, proprio nella guerra di Firenze, la cosiddetta congiura dei pazzi, e lui praticamente questo ambasciatore lo prende e lo posiziona davanti alle bombarde che, diciamo, bombardavano la sua postazione. Lui dice, ma io quasi me ne muoro, insomma, c'è tutta... Si trova pure su Wikipedia questo piccolo particolare, perché lui, insomma, lui voleva mettere paura anche, diciamo così, che poi l'ambasciatore sarebbe tornato a dire, ma insomma, questo qui è un pericolo. Quindi, diciamo, di Alfonso dobbiamo... infatti Alfonso, questa è una cosa molto bella, ma anche brutta, nel 90 poi cominciò a soffrire di incubi per tutte le uccisioni, per tutto quello che ha fatto, e si ritirerà in un convento a Mazara in Sicilia, cioè per dirti, cioè, quanta guerra ha visto quest'uomo. Andiamo alla slide successiva. Allora, qui siamo poco prima dello sbarco dei cosiddetti turchi. In realtà possiamo chiamarli ottomani o turchi. Nel periodo i documenti chiamano turchi, e il sultano Maometto II lo chiamano lo grande turco o il grande turco, o quindi diciamo che vabbè, oggi proveremo a evitare il grande turco, perché il gran turco da noi è un'altra cosa. Comunque la flotta di Maometto si divide, e da Costantinopoli parte una parte, andrà verso Valona. Valona è quella piccola città che vedete sottolineato proprio di fronte a Otranto, Brindisi, e una parte andrà verso Rodi. A Rodi arriverà a maggio dell'80. A maggio dell'80 vi sarà il cosiddetto assedio di Rodi. Questo assedio verrà gestito da Pierre d'Aubusson, lo vedete qui, diciamo, in una piccola figura. Questo assedio non andrà bene, nel senso che comunque i cavalieri di Rodi, insomma gli ospitalieri di San Giovanni, riusciranno a opporre una grossa resistenza, e qui Ferrante secondo me farà
un piccolo. Allora, la genialità da una parte di Ferrante è stata, e qua tra l'altro c'è la prima immagine lo fa notare, lui manda delle navi, o meglio delle galee, battenti però bandiera veneziana in aiuto ai cavalieri gerosolimitani. Venezia si accorge, diciamo, di questa mossa delle tre carte, dato che aveva già stipulato la pace e quindi una sorta di neutralità da parte loro nei confronti degli ottomani, manda un ambasciatore a Istanbul dicendo: ehi, non siamo noi, ma sono loro. E quindi di conseguenza di fatto si salva Venezia da questo punto di vista, però si salva anche Rodi, perché per l'appunto, come hai già detto, l'assedio non va come dovrebbe andare, quindi perlomeno di fatto questo avamposto cristiano riesce ad essere salvo. Sì. Invece allora, sì, invece, intanto non ci tengo a dire una piccola curiosità, perché qua generalmente queste due navi si dice che portassero 1000 uomini, però dico, essendo anche navi grosse, non so se si arrivava a 1000, magari erano più di 2. Comunque questa è, più che altro rientra, diciamo, nella storia. Invece, la flotta che arriverà a Valona starà lì in attesa fino al 28 luglio. Slide. Ah no, perché c'è l'esercito ottomano, perché avevo previsto di spiegare un po' come funzionava l'esercito ottomano. Vabbè, l'esercito ottomano in realtà aveva questi cavalieri che si chiamano spahi o sipachi, che erano un po' la cavalleria pesante, armati quasi come i nostri cavalieri, quindi tutti, diciamo, corazza e via dicendo. Poi vi sono i giannizzeri, che sono una truppa già come dire, ben organizzata. I giannizzeri già nascono, diciamo, nel XIV come truppa, e venivano praticamente, si arruolavano dalle, come si dice, dai luoghi già conquistati, cioè si chiedeva un'offerta di giovani che potessero diventare guerrieri, e anche, diciamo, dai prigionieri di guerra, insomma, si creano giannizzeri, perché in realtà essere nei reparti di guerra dei musulmani, cioè non dei musulmani, degli ottomani, era conveniente, perché rispetto al nostro, possiamo dire, rispetto al sistema un po' chiuso, per cui tu o nascevi nobile o non nascevi nobile occidentale, lì si poteva fare facilmente carriera se eri un abile guerriero, se combattevi bene. Insomma, e i giannizzeri tra l'altro avevano ottenuto un aumento di stipendio, diciamo, nella seconda metà del XV secolo, perché si erano un pochettino stancati di essere solo una truppa, diciamo, di fanteria, ma volevano qualcosa di più. Infatti poi diventeranno le vere e proprie, diciamo, truppe anche d'élite. E poi ho messo in questa slide gli Akinji, che in realtà non si dovrebbero trovare nel XV secolo, cioè vengono attestati come cavalleria leggera del XVI secolo, però all'interno della guerra d'Otranto troviamo della cavalleria leggera ottomana, quindi li ho messi dentro perché probabilmente saranno le prime forme di cavalleria leggera. Ok, quindi 28 luglio, i turchi partono da Valona fra la sera del 27, cioè la notte del 27 e la mattina presto del 28, e approdano a Otranto, nei pressi d'Otranto. Il condottiero, chiamiamolo, è appunto Gedik Ahmet Pascià, non so come lo vogliamo chiamare, lo possiamo chiamare Akomat, appunto Giacometto, lo possiamo chiamare in tanti modi, perché ovviamente in base anche ai documenti, noi dobbiamo ricordare che documenti, possiamo dire, oltre Adriatico ne abbiamo trovati sempre molto pochi, quindi ci affidiamo anche a quelle che sono i nomi e le diciture italiane, comunque dei documenti che noi abbiamo qua. Quindi si trova in questi tre modi, possiamo dire. Ahmet va bene pure, secondo me, non lo so. Comunque, questo a lui viene concesso proprio l'organizzazione di questa, possiamo dire, di questo assedio, di questa guerra. Arrivano nei pressi di Otranto con 150 vele e più di 10.000 uomini. Attenzione, perché qua anche sugli uomini ci sono tantissime parole, si potrebbero dire, perché molti dicono che siano 16.000, 18.000, chi 22.000,
chi addirittura sparò un numero sopra i 100.000. Infatti io mi limiterei proprio scientificamente a dire oltre 10.000, ecco. Con oltre 10.000 ce lo riusciamo. 150 vele, attenzione anche qui, spesso si confondono 150 navi, però dobbiamo dirla come funziona questa cosa delle vele, che può servire anche per altre guerre. Le vele venivano viste dalle torri piazzate nelle zone costiere. Era più facile vedere le vele che erano belle bianche, tese, che non gli scafi. Quindi si contavano queste vele, ma di fatto dobbiamo immaginare che ogni circa 2 vele, perché poi c'erano quelle a 1 vela, quelle a 3 vele, diciamo c'era una nave, ecco. Quindi possiamo dire 70 navi, 80 navi. E tra l'altro questa cifra me la sto uscendo adesso perché in anteprima vi dico che ho trovato una piccola cronaca in cui si parla di 50-60 navi. Però anche questi sono dati, sai, sono dati spesso, Luca, che lasciano un po' il tempo che trovano, perché nelle guerre non c'è mai una forza immobile, cioè le navi vanno e vengono, gli uomini vanno e vengono, cioè è tutto un continuo succedersi, è tutto giorno dopo giorno, quindi noi andiamo avanti comunque 150 vele. No, ma è che anche semplicemente poi dipende anche dalla tipologia di documento che si trova, e banalmente faccio un esempio forse molto leggermente anacronistico come Erodoto. Erodoto sparava dei numeri che è chiaro che non possono essere veri, però parliamo di Erodoto, è il papà un po' della disciplina storica e quindi di conseguenza insomma ha una sua valenza, ha una sua importanza. Qua siamo ovviamente a molti secoli dopo e siamo in un contesto ben diverso, dove comunque ancora forse è stato perfezionato il sistema di fatto di conteggio, ma non talmente tanto da capire esattamente quanti effettivi c'erano sul campo. Poi tra l'altro immaginiamo pure la psicologia del periodo, cioè se io avevo questo dato 150 vele e me lo dicevano per segnali di fumo, no? da castello a castello, no? Se io cercavo dei soccorsi, magari, capito, questa parola vele nelle lettere che mandavo da Napoli, che ne so, a Roma, dico, sai, sono 150 navi, caro Papa, per favore. Cioè, diciamo che anche sui numeri molto si giocava per la diplomazia. Quindi, no, anche da una parte per la propaganda e mettere timore all'avversario, dall'altra per ottenere aiuti e per avere, no, è tutto chiaro. Quindi ancora oggi, anche quando questo tipo di documenti noi li consultiamo, dobbiamo muoverci sempre, diciamo, in punta di piede. È giusto così. Slide successivo. Ok, questo è il luogo di approdo, cioè la cosiddetta Baia dei Turchi, i laghi Alimini. Attenzione, c'è un'attestazione che è sopra Otranto, c'è un'attestazione anche dell'approdo sotto Otranto. C'è anche un'attestazione del fatto che in realtà questa grossa flotta si muoveva per Brindisi, ma il vento l'ha tutta portata a Otranto. Secondo me questa, diciamo che questa cosa crea qualche problema, cioè c'erano 150 vele, tutti impazziti, è impossibile. Secondo me Otranto fu proprio l'obiettivo, ecco, fu l'obiettivo, anche perché fu l'obiettivo, perché i laghi Alimini e soprattutto, e anche la città, era ricca di fonti d'acqua. Ora, quando tu fai una guerra, prima delle bombarde, prima delle, diciamo, di tutto, prima delle armi, prima dei guerrieri, degli eroi, ci vuole il grano e l'acqua. C'è poco da fare. Senza questi non fai niente. Ora, Otranto è un po' più vicina di Brindisi, ovviamente dalle coste d'Avalona, che la vedete a destra. È ricca d'acqua, quindi più facilmente rifornibile, diciamo, anche di vettovagliamenti. E in più Otranto è quella punta, per dire, facciamo un esempio, se io sono il grande turco, appunto, Maometto II, no? E devo disegnare il color turchese un foglio, ecco, io non parto, cioè, istintivamente dal centro, ma parto da un lato, da una punta, perché così poi mi devo guardare le spalle, cioè non mi devo guardare le spalle, ecco. Andare alla conquista di Brindisi significava affrontare truppe più complicate, Brindisi aveva aiuti più veloci, insomma tante cose. E poi da Otranto, ritornato al 79, era pure più facile colpire la Sicilia, qualora fosse ancora l'obiettivo, che Maometto II si dice avesse l'obiettivo comunque di conquistare l'Italia, ok? Quindi non mettiamo in dubbio questa cosa. Però ci sono questi
questi tanti motivi per cui Otranto, secondo me, era il punto in cui proprio il Pascià voleva arrivare. Guarda, banalmente tu nella prossima slide hai Ah. giustamente tracciato poi un po' le direzioni e specialmente le distanze. Le distanze. Da un punto di vista logico, effettivamente, e logistico, forse Otranto era effettivamente la scelta migliore. È un po' strano pensare che un'intera flotta, tra parentesi, con la conoscenza stessa di Gedik Pascià, cioè, parliamoci chiaro, questo greco, forse albanese, che comunque aveva già un po' introdotto delle tecniche di navigazione abbastanza all'avanguardia all'interno del contesto ottomano. Dubito fortemente che non conoscesse le rotte, ma specialmente le direzioni dei venti, e mo una tramontana arriva e cambia tutto. È un po' strana sta cosa. Poi pensiamo sempre al fatto che, me lo insegni, in quel periodo appunto il mare era l'autostrada, cioè si conosceva più di oggi, no? Per dire, cioè, paradossalmente, quindi sì, un po' strano, insomma. Quindi comunque diamo per assodato che, e tra l'altro c'è un'altra cosa, che Otranto veniva chiamata la città delle 100 torri. Ora, si sa che nel momento dell'assedio cioè aveva delle mura molto antiche, però ho trovato un documento, sarà utile, diciamo, per questa trasmissione, ho trovato un documento in cui un architetto dell'isola di Mitilene dice che in realtà una delle strategie dell'ottomano era proprio di puntare sulle torri che c'erano fra un muro e l'altro per farle crollare e creare così, cioè che queste torri finivano dentro il fossato, e creare così un ponte naturale. Quindi di fatto una città definita la città delle 100 torri sarebbe stata, diciamo, ideale se avesse avuto delle torri pure fra un pezzo di muro e l'altro, ecco, mettiamola così. Quindi diciamo anche questo è un dato, tant'è che poi vedremo alla fine della guerra all'interno della città troveranno una bombarda che è più grossa di quella del re, non lo dico io, ma ci sono proprio dei documenti. Andiamo avanti, vediamo un po' quell'altra slide, perché guarda, allora, sì, c'è una domanda, ma sì, risponderemo tra poco, credo, a questa domanda, cioè qual era il movente di questa spedizione, perché guarda, quando tornano delle storie assurde, anche di adesso, ti fanno capire effettivamente quale fu veramente il movente e come viene anche interpretato per i posteri. Sì. Ok? Io do queste piccole informazioni, ma tra poco vedremo il perché. Prego, Gaetano. No, beh, dico... sì, infatti il movente, diciamo, lo vedremo dopo. Comunque, se vogliamo, diciamo, partire da una linea, diciamo, da una certa generalizzazione, comunque si dice che Maometto II nella propria epigrafe scrisse, diciamo, colui che voleva conquistare l'Italia e Rodi. Ecco questo, quindi diciamo di fatto, se vogliamo trovare un movente più generico è questo. Poi dice qual è il movente per Otranto, lo vedremo comunque dopo. Allora, che succede? Gedik Ahmet manda, anzi no, si dice che prima di tutto fu lui ad andare con una nave sotto Otranto a proporre un accordo. L'accordo era quello che gli otrantini avessero dovuto lasciare praticamente la città, loro avrebbero spostato le navi diciamo, a largo, e lui si sarebbe accontentato di prendere la città senza versare una goccia di sangue. All'inizio non c'è un motivo per pensare pure a una richiesta di conversione, non c'è. E secondo me gli otrantini qua vengono un po', diciamo, mal informati. Ecco, se c'è una cosa che fa vedere come la guerra d'Otranto sia comunque una guerra medievale, è proprio l'informazione che viene, in un certo senso, è sempre un po' fallace, ecco, il sistema di informazione, di messaggi, ecco. Gli otrantini probabilmente già avevano mandato il primo cavallaro, cioè il primo messaggero, e si aspettavano comunque in pochi giorni probabilmente un arrivo di truppe consistenti. Quindi la prima cosa che fecero è tirare una bella bombardata al Pascià, che non venne preso, ma si dice che si inalberò particolarmente, perché non volevano scendere assolutamente a patti, cioè non volevano lasciare la città.
venne mandato un secondo messaggero, questo addirittura dal Pascià, e venne direttamente balestrato, ecco, diciamo così, per presa a colpi di balestra e ucciso. Da quel momento arriva Francesco Zurlo e Giovanni Antonio Deli Falconi, si asserragliano a Otranto. Da quel momento parte il vero e proprio assedio, che durerà dal 29, diciamo, luglio, perché il 28 sarà tutto un momento di manovra delle truppe, quindi le navi verranno tirate a secco, si manderà la cavalleria leggera e via dicendo, e quindi fino all'11 di agosto vi è l'assedio vero e proprio, quindi bombardate, a quei tempi c'erano bombarde, cerbottane venivano chiamate, che erano una specie di cannoni, spingarde, finché praticamente a un certo punto l'11 si riuscì a entrare. Come si riuscì a entrare? Si fece una breccia, si creò quindi un varco, l'ultima carica di bombarde, si dice, venne caricata a salve per creare del fumo e far entrare gli ottomani, fondamentalmente. Se non che Zurlo e Deli Falconi... Posso dire, scusami, sì, che questa prego. cosa è un po' strana. Lo dico Sono per... d'accordo, No, però. lo dico per un semplice motivo. Spesso nelle mie live, sì, no, si è sempre notato che l'uso costante comunque di polvere nera, che sia da archibugi, perché all'epoca adesso non abbiamo un sacco di archibugi perché siamo ancora in una forma veramente molto prototipica, Sì, siamo ancora arco, frecce, balestre, spade, eccetera. Però sì, ci sono già delle forme appunto di bombardo, vabbè, abbiamo le spingarde, abbiamo quello che spingardi, poi sì, saranno le colubrine, le piccole esatto. bombarde e quant'altro, però parliamo sempre di armi minori rispetto Sì, all'età assolutamente. moderna Cioè, di numero, però creano già un sacco di coltri nere, fumi. Non serve caricare a salve di tra l'altro, nuovo per fare l'effetto wow eh, successivamente. Cioè, non lo so, a me è sembrato un po', la se posso storia, dirti, diciamo, ti racconto diciamo, un po' la storia, quella che viene raccontata, perché poi purtroppo, come non ho detto, ma in realtà è successo, essendo, fra virgolette, poi il XVI secolo carico di quella letteratura alla Gerusalemme liberata, per intenderci, la storia poi viene ovviamente un po' edulcorata, ingigantita, gli uomini diventano eroi, le azioni diventano avventure, quindi questo, diciamo, è uno di quei dati da prendere con le pinze. Poi, tra l'altro, consideriamo pure che in quel periodo le palle di cannone erano pietra, erano fatte di pietra, e già di per sé spesso si sbriciolavano, ecco, per dire. E non avevano neanche lo stesso calibro, cioè il concetto di calibro adeguato poi, diciamo, alla bocca da fuoco viene dopo. Io ho trovato una miniera di ferro nel 90 per la produzione di palle di cannone, ovviamente bombarda di ferro, ma siamo già 10 anni dopo e comunque un avviamento, insomma, che non sarà un grandioso ammissino. Però torniamo a noi, dico, sì, questa è una di quelle storie per cui si dice che Zurlo comunque avesse preso diciamo un turco nel fossato, che comunque aveva già confessato questo loro piano, si fecero trovare là davanti e quindi ci fu un conflitto davanti alla breccia in cui comunque morì sia Zurlo che Deli Falconi. Entrarono i turchi, arrivarono a catturare tutti, che poi gli ultimi otrantini si asserragliarono nella chiesa madre e lì venne pure decapitato l'arcivescovo e tutto. Fino all'11 di agosto comunque siamo un po' tutti, diciamo come si dice, d'accordo del fatto che questo assedio arrivò l'11. Il problema è ora, diciamo, uno dei problemi da risolvere è che si dice che i giovani, quindi i minorenni, quelli sotto i 14 anni e le donne più belle, vennero comunque mandate direttamente a Costantinopoli come schiavi. I nobili venne richiesto ai nobili se volessero pagare una cifra per il proprio riscatto, e quindi rimasero di fatto solo gli uomini, in un certo senso poveri. Poi certo rimasero anche alcune donne, successero stragi di ogni tipo. Cioè, dico, è inutile spiegare la guerra in questo canale dove la guerra si respira, ok? Quindi lasciamo stare quello che è successo, è il peggio che noi possiamo immaginare. Quindi questi 813 otrantini, che di fatto erano i poveri uomini, ecco, vennero portati sul colle della Minerva, sul colle di Minerva.
e lì venne chiesto loro di convertirsi, una conversione. Un tale Antonio Primaldo, poi individuato come Grimaldo, incitò i propri paesani, insomma, a non convertirsi, a pregare il Signore che li avrebbe comunque salvati. E quindi vennero tutti decapitati. Questa decapitazione è la decapitazione del primo, quindi Antonio Primaldo, che poi era Grimaldo, si trasformò in Primaldo, praticamente fu particolarmente miracolosa perché questo corpo rimase in piedi fino alla decapitazione dell'ultimo Otrantino. Sì, io questa cosa la chiamerei rigor mortis, però, sì, diciamo, però vabbè, cioè nel senso... Però ora la spieghiamo pure perché effettivamente rigor mortis è non rende, perché com'è che sta in piedi. Allora, un attimo, intanto vediamo sulla data. Allora, dovete sapere che nel 1539 vi furono raccolte 10 testimonianze di 9 testimoni oculari, attenzione, e un'altra testimonianza nobile, che comunque dicono intanto che anzi 3 menzionano il fatto accaduto il giorno dopo la presa d'Otranto, quindi il 12 di agosto. Gli altri in realtà dicono che è stato dopo la presa della città. Oggi si dice che è il 14 di agosto, però secondo, diciamo, gli storici sarebbe accaduto il 12. Ora io voglio comunque essere, diciamo, possibilista e pensare che 813 persone da decapitare magari ci vogliono pure 2 giorni, quindi non lo so, che voglio dire. Beh, sai, poi a un certo punto si stanca e probabilmente diciamo che Dick ne avrà assunti un certo quantitativo, no? Per sì, massimizzare l'opera però del 800 voglio dire, massacro. Però non so. adesso noi stiamo scherzando comunque Sì, su della povera gente che è sì, morta malissimo. sì. Però, Non volevo ovviamente no, minimizzare, però figuriamoci. Però il processo, ecco, di non solo di martirologio, di beatificazione e di santificazione è anche molto interessante perché va poi delle conseguenze anche sull'oggi, che proprio, ed è qua, caro Vincenzo Sansone, qualcuno vabbè, c'è un inseguimento in atto, ed è qua, caro Vincenzo Sansone, che vediamo proprio il movente effettivo poi dello stesso momento secondo. Prego, Gaetano. Sì, parliamo del processo, diciamo, di martirizzazione un attimo, così ci togliamo questo sassolino. In realtà, appunto, queste deposizioni vengono prese e in realtà appunto non si ha notizia dalle deposizioni di questo, diciamo, cadavere in piedi. Però tutti indicano come miracolo vero e proprio il fatto che i corpi di questi 813 praticamente rimasero immutati e odorosi, si dice, anzi proprio sì, loro dicono, fino al termine della riconquista della città. E in tutto ciò, fra queste 10 deposizioni, vi sono pure alcuni che dicono che nel Colle della Minerva, durante tutto questo periodo della guerra, si vedevano delle luci. Quindi effettivamente, diciamo, un miracolo viene portato avanti da queste testimonianze, però non è quello che noi conosciamo oggi, cioè quello della persona che rimase in piedi. Premetto però una cosa, che queste testimonianze oggi non le abbiamo, ma sono la sintesi che nel 71 venne, perché nel 771 non si trovano, ci sono solo 2 testimonianze che arrivano a noi dal 71 e delle altre si trova un resoconto, ecco, fondamentalmente. Tra l'altro c'è da dire una cosa, che questo Antonio Grimaldo viene menzionato dai testimoni come un sarto che incitava gli altri a combattere per la fede, a non abbandonare la fede. Però uno studioso molto importante che si chiama Alessandro Laporta, che ha fatto tra l'altro gli atti del convegno del 1980, quindi il 500°, ci sarei voluto, cioè sarei stato volentieri lì, però ahimè forse ero piccolino, dice che in realtà negli elenchi, diciamo, dei martiri vi è un Antonio Lubello detto Primaldo, che però è un nobile. Quindi anche qui bisogna vedere se il fatto che fossero tutti, diciamo, di origine modesta era qualcosa di più, possiamo dire, leggendario, ecco. E quindi vengono travisate pure questi particolari. Comunque, di fatto,
dal 1980 a maggio 2013 sia il processo di santificazione, che con Papa Francesco viene praticamente portato a termine. Però c'è una cosa che oggi quando... Questa è la tua risposta, caro Vincenzo Sansone, perché questa cosa... Allora, a prescindere da questo fatto che è una storia reale, che è accaduta davvero, questa è la prossima slide. Esatto. Però fa capire effettivamente che questo professore ci aveva visto lungo, cioè nel senso... sicuramente uno dei motori di Maometto II fu sicuramente la religione, e specialmente mettere il piede a Roma. Ovviamente a quell'epoca di fatto il massimo centro della Christianitas. Però di fatto abbiamo anche tante ragioni economico-politiche in ballo. Solo che il povero Uben, il povero professor Uben, oggi professore emerito, attenzione, povero è un modo di dire, il 13 agosto 2010, quando disse bisogna stare pure attenti alle ragioni economico-politiche, slide successiva, venne accusato proprio però ovviamente da una minoranza, attenzione, del Consiglio Comunale, e gli volevano togliere la cittadinanza onoraria che la stessa città aveva dato al professore per tutte le ricerche che lui ha proposto per la Terra d'Otranto. Oggi è docente presso l'Unisalento. Fortunatamente la proposta non passerà in Consiglio Comunale e il professore rimarrà, diciamo, cittadino onorario. Guarda, di questa cosa, scusami, apro e chiudo una parentesi, di questa cosa ne abbiamo parlato anche al telefono io e te per un bel po' di tempo. Questo fatto è del 2010. Considerate che 3 anni dopo, appunto, avverrà la canonizzazione effettiva. Sì. Questo cosa significava? Che se si andava a considerare prettamente le ragioni economico-politiche, non ci poteva essere di fatto una canonizzazione. Cioè un po' questo, non tanto il pensiero forse del papato, del Papa, il Papa Francesco, figuriamoci, era ben pronto a fare questa cosa, quanto forse degli abitanti di fatto, o di quella parte della comunque è molto, diciamo, è una cosa molto sentita questa, diciamo, facente parte di fatto di un folklore molto sentito all'interno del contesto di Otranto, quindi chiaramente bisognava prenderlo in un certo modo questa situazione. Però ecco, tornando di fatto al fatto storico, principalmente ragioni politiche da una parte, economiche dall'altra, ma anche religiose certamente, perché comunque... diciamo la verità che comunque è un periodo storico in cui ancora non esiste una separazione fra economia e religione, cioè voglio dire politica e religione, cioè quando si andava in guerra ci si faceva benedire, si faceva la processione, tutto viene fatto in nome di Dio, non è che, cioè non c'è questa, cioè oggi noi dibattiamo su dei temi che sono odierni, non sono del periodo, cioè, capisci, magari qualche volta un giorno scopriremo che camminavano in punta di piedi, anziché camminare come camminiamo oggi, cioè, dico, le cose sono talmente lontane e diverse che a volte dobbiamo anche limitarci a non eccedere nell'interpretazione di quello che ci arriva, ecco questo. Comunque, sì. Se stavi intervenendo... No, stavo pensando a quello che stavi dicendo prima, inizio live, no? Cioè che di fatto anche Otranto, la spedizione di Otranto era utile anche per proprio andare nel regno di Sicilia da un punto di vista proprio logistico e geografico, no? Inoltre ricordiamo che poco sotto, a parte Malta, abbiamo comunque la costa nordafricana, territorio comunque. Che poi verrà presa nel XVI secolo. Esatto, quindi, sì, Malta verrà presa nel XVI secolo. No, dico Malta, proprio... perdonatemi, la costa, perdonatemi, la costa nordafricana. Malta ancora resisterà anni. No, ma la questione è appunto è proprio quella, cioè che inoltre l'importanza stessa del Mediterraneo come punto nevralgico anche economico
e bellico anche, quindi militare, è di primaria importanza. Quindi se vogliamo cercare effettivamente un movente di questa spedizione, lo possiamo notare da questo territorio, da queste motivazioni politiche, da queste motivazioni economiche, da queste motivazioni belliche anche, ovviamente. Certo, di fatto comunque Maometto II in realtà, essendo appunto il Fatih, cioè il gran conquistatore, comunque si muoveva dove anche dove si muovevano i soldi, in questo senso, cioè diciamo comunque a lui interessava, diciamolo, anche il Mediterraneo, cioè ecco, che comunque era in quel momento, possiamo dire, l'autostrada, ecco, per usare delle parole, era il principale motore dell'economia, ecco, anche europea. Quindi, in un certo senso, al di là del fatto di voler conquistare l'Italia, lui voleva spostarsi per poter anche avere delle traiettorie commerciali sicuramente. Cioè ovviamente noi stiamo qua anche facendo delle deduzioni, però è chiaro oggettivamente. Guarda, io volevo fare un attimo un passo indietro per poi andare avanti, Sì. Gaetano, ritornando sulla questione di Venezia. Sì. E del comportamento di fatto di Venezia in questa guerra. Allora, la cosiddetta tattica dell'immobilismo. Ma c'è poco da dire immobilismo. Qua preferì essere neutrale, sì. Però nella sua neutralità, voglio dire, ha una certa particolarità, perché da una parte Ferrante un po' disse a Venezia: ci viene ad aiutare. Venezia preferì fare spallucce, anche perché si ricordava quello che aveva fatto Ferrante tempo prima. Ti dirò di più, che guarda che pure il Regno di Sicilia, quindi diciamo il Ferdinando il Cattolico e la Catalogna, che comunque con cui erano grossi alleati, dissero: ehi, veniteci ad aiutare, e i veneziani anche a loro dissero di no. Cioè, ma specialmente, guarda, una cosa che a me ha fatto anche da una parte sorridere, dall'altra pensare da un punto di vista proprio strategico, è che i veneziani non è che erano dei tonti, cioè sapevano perfettamente che si stava per muovere la flotta turca, non si capiva effettivamente se le intenzioni fossero che andassero fondamentalmente contro il solo Ferrante, o se magari un'altra parte andasse verso nord. Quindi quello che fecero, scusami se finisco solo il concetto, quello che fecero i veneziani fu appunto stare in osservazione proprio sull'Adriatico e vedere dove si stava muovendo la flotta, quindi un po' seguirli, e poi nel momento in cui avevano capito ok, la rotta è verso Otranto, benissimo, allora facciamo solo pattugliamento e niente di più, non interveniamo. Ti dirò una cosa che diciamo comunque è importante sapere. Diciamo, fra i documenti che sono riusciti a ispezione, comunque in realtà arriva un'allerta da Venezia prima dell'assedio di Otranto, tipo 10 giorni prima, 15 giorni prima, dice attenzione che stanno per muoversi. E infatti il 28 luglio, mentre a Otranto si compiva lo sbarco, a Malta i giurati di Malta, l'Università di Malta, cioè della piccola città di Malta, stavano decidendo cosa fare. Dice attenzione, ma se questi vengono qui, quindi diciamo comunque di fatto sì, c'è stata anche questa situazione di preallarme che però non aveva, cioè loro potevano immaginare magari sì, probabilmente ci riproveranno in Sicilia, o proveranno, che ne so, però non si poteva sapere, anche perché, ripeto, l'anno precedente questa flotta fu lasciata a Cefalonia proprio per indicare magari all'ultimo minuto l'obiettivo, poi in realtà venne ritirato. Comunque, infatti, come vedete, la Sicilia qua, bello sì, preparò con un muro di truppe che va da Taormina fino a Malta, e un muro di vettovaiamenti, perché anche il perché quello tra parentesi ha una grande storia di granaio, sì. la Sicilia, vabbè, già all'epoca voglio dire della Repubblica d'antica Roma, e poi vabbè sostituita successivamente dall'Egitto, ben più grande. Però la cosa che però è interessante è che ovviamente l'evento conquista di Otranto scatenò un certo quantitativo di reazioni che ovviamente poi portarono a effettivamente porre la Lega Italica di cui sopra, di cui abbiamo parlato all'inizio della live, come ok, ora la facciamo scattare.
e quindi iniziare praticamente a cercare alleati per costruire di fatto pazzesco, guarda, un esercito, una flotta cristiana. fra le lettere, diciamo, che vengono inviate diciamo, da Napoli, una proprio parla della grande paura che ebbe il Papa, perché poi in realtà, diciamo, dopo, diciamo, già da metà agosto, primi di settembre, si capì che la situazione si stava stabilizzando ad Otranto, ma all'inizio tutti dicevano, porca miseria, che succederà adesso? Cioè ci fu, ragazzi, veramente una sensazione di allarme, davvero, cioè, e questo comunque perdurò per anni. Il primo fu proprio, secondo me, un attacco d'ansia mostruoso, però dico, per anni bisogna immaginare appunto comunque il nemico alle porte. È un po', non voglio tirare in ballo diciamo la storia contemporanea, attenzione, però è un po' il motivo per cui oggi, per dire, si vedono le azioni russe e si pensa, oddio, potrebbe arrivare anche qui. Alcuni, diciamo, così vogliono, diciamo, fomentare il riarmo, ecco, in questo senso. Ma questa situazione la possiamo benissimo collocare nel periodo che stiamo affrontando noi, perché comunque Maometto II era un nome, cioè era appunto il conquistatore, faceva paura, ok? Allora, vediamo un pochettino come si muovono, come si mosse Ferrante. La prima cosa che fece ovviamente è chiamare il figliuolo Alfonso, che discese da Firenze, per fortuna di Firenze, già a metà di agosto, comunque già era in cammino, o anche prima. Ovviamente con sé portava il fiore dei nobili napoletani. Allo stesso tempo cominciò a organizzare questa flotta. Allora, la flotta, noi, ecco, ritornando al discorso delle 150 vele, qua se si contano un pochettino le navi, non saranno più di 60-70, quindi non si può immaginare che fossero 150 le navi turche e che i cristiani provassero a recuperarle con appena 50-60 navi. Ecco, tanto per un po' tornare al discorso dell'informazione, come veniva data e via dicendo. Comunque, Ferrante praticamente organizzò, vi è un punto con la guerra, con la battaglia di Lepanto, cioè organizzò un ritrovo, vediamoci, a Messina, ecco, mettiamola così, che appunto avvenne pure per Lepanto, e inviò la parte della sua flotta, diciamo. I siciliani già il 4 di agosto, quindi mentre ancora Otranto era lì che combatteva, che si dimenava, ecco, contro i turchi, già avevano deciso di preparare anche i siciliani una flotta di navi grosse, così definite, da poter portare, da poter dare a supporto di Ferrante. Per sbrigarsi, praticamente venne commissionata una nave per porto, in modo tale, e 5 a Palermo, in modo tale da essere veloci. Quindi, quando, ecco, questa è un'altra cosa che molti dicono, ma Ferrante si mosse piano. No, perché il Sadoleto, come si vede nella parte che ho riportato, dice, è quid mirabile avere fatto sì bella e grande armata in sì breve tempo. Cioè, anche lui rimase sconvolto, dice, porca miseria, stanno tirando su una flotta in pochissimo tempo, e non è una cosa facile. E poi un'altra cosa che, diciamo, arrivano pure 4 galee genovesi, ma come vedete in ritardo, il 12 settembre erano ancora a Roma o nelle zone. Sì, anche perché chiamate da Sisto IV, oltretutto. Quelle, diciamo, chiamate da Sisto IV arriveranno poi dopo, le 20-21 galee arriveranno nella seconda parte della guerra. Qui erano 4 galee, probabilmente vennero richieste sempre dal Papa, ora non lo so, sarò sincero, se vengono già pagate dal Papa queste, però quello è, diciamo, più importante poi verrà dopo. E poi praticamente queste navi aspettavano tutte a Messina. A Messina si tardò un poco perché il capitano, diciamo, della flotta, che era Galserano de Requesens, tra l'altro grande corsaro, aspettava un tale Bernardo Villamarí. Poi definito Villamarino perché diventerà conte di Capaccio, rimarrà nel napoletano. Sto ragazzo viene rappresentato, quando passa da Napoli, con queste parole: è un puto di 16 anni, ma pare ben assentito e porta con sé molta gente de vaglia. Cioè, questo era un ragazzino che già nel 78 aveva comunque fatto un'azione in Sardegna, quindi a 14 anni, probabilmente, diciamo, gestito anche in questo periodo dallo zio che si chiama, credo, Giovanni, perché Antonio e Giovanni erano
padre e zio e tutte e due capitani di flotta, quindi comunque, e tutta sta flotta cristiana non si mosse, cioè poi andarono ad attendere fino a settembre, ad attendere il Villamarino o il Villamarì, perché si diceva essere un grande condottiero. E credetemi, c'era gente allucinante su queste navi. Ad esempio lì ho segnato le due barchette, quelle che vedete in basso a sinistra, erano le due galee di Alvaro de Nava. La famiglia de Nava era una famiglia che gestiva in quel periodo lì Pantelleria e Malta. A Malta c'era il castellano Giovanni, qui c'era Alvaro a Pantelleria. Quest'uomo praticamente non scendeva dalle sue navi, cioè praticamente questo ha fatto la guerra contro il cosiddetto finto re del Portogallo, chiamato così nei documenti per Ferdinando il Cattolico. Venne poi fatto capitano di guerra presso Malta e Pantelleria nell'88. Insomma, erano personaggi che questi praticamente in mare ci vivevano. Cioè io ho trovato questo tizio che approda a Trapani in un documento e poi prende una nave per arrivare a Palermo, perché, capito, cioè, dalle navi non scendevano. Quindi praticamente diciamo che i cristiani hanno messo su una flotta pazzesca, ma lo stesso Alvaro venne poi menzionato dagli oratori, dicendo che comunque faceva veramente la sua parte nell'assedio. E insomma, praticamente... poi il 9 agosto, se vedete, ci sono quelle 25 galee messe in direzione opposta, che erano 25 galee ottomane di cui non si sa nulla. Cioè, vengono avvistate a Crotone, però non si sa che fine fecero. Io ho immaginato che magari stavano arrivando a Messina, hanno visto un tot di navi già approdate lì e quindi sono tornati indietro, perché... Come vedete spesso nel mare, tutto quello che succede in mare resta in mare, è difficile spesso fare una ricostruzione attendibile, perché se non hai diari di bordo, cose del genere, insomma, un po' ti sfuggono le cose. Andiamo alla prossima slide. Nel frattempo che queste navi si confezionava questa flotta, comunque gli ottomani misero giù 60 vele nei mari e cominciarono a devastare i territori, fra cui Manfredonia e Vieste, che ai tempi veniva chiamata Bestia nei documenti. Anche lì fecero devastazioni, però appena arriva questa flotta, che tra l'altro già praticamente Alfonso era a Brindisi, e stiamo parlando di metà settembre circa, praticamente queste navi non uscirono più. Ora, e qua, secondo me, c'è anche un altro aspetto. Secondo me Ferrante voleva fare una vera e propria guerra navale, cioè lui aveva preparato una flotta piena di grosse navi, con poche galee e fuste, mentre le navi degli ottomani, dei turchi, erano praticamente tutte galee, fuste, palandarie, che erano, diciamo, comunque delle navi da trasporto. In poche parole, praticamente sta flotta, una volta confezionata, una volta arrivata a Brindisi, applausi, e vinceremo la guerra di qua e di là, di fatto non faranno quasi nulla, perché gli stessi, diciamo, capitani si lamenteranno perché dicono: quando loro vanno verso Valona arrivano prima di noi, quando il vento è a favore comunque è a favore pure per loro, quando il vento è contro noi non riusciamo a raggiungere. Insomma, praticamente questa guerra, che doveva essere tipo come una cosa epica, capisci, cristiani contro musulmani, si trasforma in un contrassedio in cui praticamente non si sposta nessuno fino a marzo. In poche parole, cioè diventa una cosa del genere. Infatti, di ritorno, perché le navi siciliane vennero pagate per 2 mesi, quindi già a novembre cominciarono a tornare, arrivarono pure delle notizie, dice, ma non è successo niente, ma Alfonso non è riuscito a muovere il campo di 1 millimetro verso Otranto e cose del genere. Slide successiva. E poi ovviamente c'è da dire che in autunno arriva pure la peste. Arriva sia a Brindisi sia a Otranto, arriva ovunque. In realtà la peste arriva già nel 78 in Italia, non so se l'abbiamo detto, forse l'abbiamo detto fra noi e io confondo il passato prossimo con... Ok, in realtà in quel periodo storico dal 78 al 82 c'era una grossa epidemia di peste, che colpì pure, che ne so, la Spagna, Maiorca, Brescia, quindi insomma tutta l'Italia, ma anche le coste ottomane. E quindi la peste funzionava con delle recrudescenze e dei momenti di calma, possiamo dire, e si sa pure che comunque il Regno di Napoli non faceva adeguata, diciamo, attenzione al propagarsi della peste, quindi insomma era un ulteriore problema da affrontare. Arriviamo, diciamo, a febbraio.
in cui uno degli eventi che segnerà una disfatta per i cristiani sarà appunto la morte di Giulio Antonio Acquaviva. Anche questo grandissimo condottiero, il conte Acquaviva, che è anche questo a Firenze con Alfonso, quindi immaginiamo il personaggio, che a un certo punto, perché a un certo punto questi turchi dentro Otranto si dovevano rifornire, quindi uscivano e devastavano le campagne attorno, praticamente a febbraio addirittura fecero 700 morti, diciamo, fra i cristiani, insomma, in una postazione. Quindi l'Acquaviva praticamente cominciò a inseguire queste truppe ottomane e siccome queste fuggivano, lui per ottenere onore, così, insomma, dice Marziano praticamente, però in realtà c'è pure nei documenti, cioè proprio nei documenti dell'epoca, nelle lettere degli oratori, li seguì e poi praticamente delle truppe uscirono da Otranto per aiutare i fuggitivi e lo circondarono con altre 50 persone. Morì lui e altri capi squadra molto importanti. Anche qui c'è una notizia sul leggendario, cioè che praticamente lo ferirono e lo decapitarono e il suo cavallo portò il suo corpo fermo lo riportò indietro. In realtà la storia dovrebbe essere che lo decapitarono, la testa venne mandata a Maometto II e il corpo venne ridato ad Alfonso per poter essere seppellito. Tra l'altro la testa venne messa sulla punta di una lancia e fatta sfilare. Però attenzione, guarda, questa cosa la sto dicendo perché in realtà bisogna sapere che era un po' una specie di modo, era un'usanza del periodo. Cioè io ho trovato addirittura un documento in cui proprio c'è una dichiarazione di un tizio che cerca un altro tizio, va dal suo servo, fa dov'è, non mi ricordo il nome, che devo prendere la sua testa e infilarla sulla punta della mia lancia. Cioè, secondo me, ecco, non è imputabile solo al fatto che erano ottomani, ma era proprio un modus operandi del periodo, questo di far sfilare, diciamo, le teste sulle punte delle lance. Vabbè. Trofeo e umiliazione anche sì, esattamente, del nemico. Quindi. Esattamente. Ma vediamo la riconquista. Sì, diciamo si va verso la riconquista, nel senso che si va, diciamo, vi sarà questa battaglia navale presso il Saseno. In realtà cosa succederà? Ovviamente i cristiani, diciamo, avranno subito tante sconfitte, però decisero di approfittare di un momento in cui venne praticamente catturata una nave con delle lettere e in cui si diceva bene o male il giorno in cui Achmet voleva tornare praticamente a Valona, sarebbe tornato a Valona. Quindi che successe? I cristiani stavolta si preparano, dice c'è la riscossa. Presero, diciamo, le navi, lasciarono, come dice proprio un documento, lasciarono le navi grosse, quelle a vela, al porto e si nascosero dietro l'isola di Saseno, che tra l'altro dovrebbe essere in questo periodo ancora veneziana. Quindi sì, vero, tattica dell'immobilismo, però non è che i veneziani dissero ehi, qua ci sono delle navi, no. Quindi erano neutrali al 100%. Ecco, accettiamo questa spiegazione. Quindi, passato il convoglio turco che stava per rientrare a Valona, praticamente queste navi gli piombarono addosso al convoglio e lo divisero in due. E da qui, ovviamente, vi fu una grossa riscossa. Una delle navi che faceva parte di questa flotta, tra cui c'era sempre il Villamarino, e il Requesens e via dicendo, una delle navi tornò prima a Brindisi e cominciò a dire le nostre navi hanno preso Acomat, cominciò a tirar fuori questa notizia tale Matteo Corso, per cui praticamente Achmet cioè era stato preso. In realtà questa notizia fece il giro perché giustamente immaginiamo tipo come le news, no? Le fake news di oggi che corrono velocissime e quindi fece il giro ancora il 15 marzo qua in Sicilia si diceva che fosse stato preso il Pascià. In realtà non era vero niente, perché il Pascià si trovava nella prima parte del convoglio, si salvò, quindi non restò altro che comunque una grossa cattura di navi. Alcune dovettero bruciare, perché ricordiamoci che per portare delle navi a riva ci volevano degli equipaggi supplementari, quindi se una nave non aveva più vele perché era stata devastata, non aveva più equipaggio perché era stato ucciso, si dovevano bruciare. Però questo momento verrà vissuto, diciamo, come un momento anche importante perché
questo è il momento in cui appunto le navi turche cominciarono anche, diciamo, a fare meno vai e vieni, ecco, mettiamola così, che fino ad ora erano abbastanza liberi di andare e tornare da Valona. Poi ovviamente, diciamo già a marzo-aprile, comincerà anche l'idea, veramente anche un po' prima, di cercare un quaglio, come si dice da noi, cioè cercare un modo per poter far finire questa guerra anche con la diplomazia. Da notare che questa qua è l'intelligenza artificiale, hanno fatto un bel lavoretto qua sull'immagine. Comunque, praticamente Re Ferrante invierà il Sadoleto, che sarà uno degli oratori estensi presso la corte di Napoli, per cercare di parlare col Pascià e trovare un accordo. In realtà dice Ferrante, dice, tu vai lì per fare uno scambio di prigionieri. Se lui butta giù qualche proposta, parlane, ecco. Cioè, perché ovviamente Ferrante non poteva dire al Papa, agli altri alleati, quindi anche Firenze mandava dei soldi. Poi tra l'altro fu una cosa corale, cioè anche i francesi, anche gli inglesi parteciparono, se non con delle, anche ho trovato pure 2 guerrieri inglesi, però con degli oratori. Sì, all'inizio, perché poi in realtà, allora, gli inglesi avevano una guerra delle due rose da sbrogliare. Gli spagnoli lasciamo perdere, ne abbiamo già parlato, i portoghesi uguale, figuriamoci pure i francesi. Sì, era tutta una situazione, il Papa, lasciamo perdere proprio, il Papa era proprio, no, dobbiamo fare la crociata, andare lì. Esatto, quindi dire di parlare esatto, cioè dire di parlare col nemico per poter chiudere la guerra non si poteva fare, ecco, mettiamola così. Quindi diciamo, se lo propongo, in realtà però lo stesso Sadoleto non ebbe molto successo, perché anzi lui ebbe paura pure di essere assassinato, perché in realtà venne trattato freddamente da Ahmet, perché Ahmet disse, in quell'occasione disse, il Maometto II, il mio sultano, ce l'aveva come fedele amico il Ferrante, dice, però Ferrante ha fatto delle cose che non ci sono piaciute, ad esempio l'aiuto, come dicevi tu, di Rodi, ad esempio il fatto che comunque ha trattato male un tale Cacogianni, che era un ambasciatore di Maometto, e poi che aiutava il despotato di Arta, cioè nascondeva, diciamo, quelli che erano anche i parenti dello Skanderbeg, che a quel tempo avevano davvero fatto danni al buon Maometto. Comunque, fatto sta che l'assedio di Alfonso comincia a dare dei frutti alla morte di Maometto, che avviene il 3 maggio 1481. Sì, possiamo chiamarlo un po' il miracolo di Ferrante, da questo punto di vista, perché poi è quello che fu il turning point proprio della guerra. Sì, perché comunque già diciamo che fino a che Ahmet poteva diciamo visionare la Valona era un discorso, però già Maometto II stava male nel periodo di aprile, cioè era gravemente ammalato. In più venne avvelenato, e dal suo avvelenamento nacque la disputa fra Gem e Bayazet, non lo so, come lo chiamiamo? Io l'ho sempre pronunciato Bayazed, anche se si scrive Bayazid, però mi piace. Comunque i due fratelli, lui e Cem, ovviamente. Sì, lui e Cem. E si dice che in realtà Maometto II parteggiasse per Cem, perché presso la corte la corte, diciamo, ottomana non c'era la cosa del primogenito. Però Bayazet praticamente arrivò per primo, quindi, fra virgolette, ma è un si dice, attenzione, si ha proprio del potere, ma da lì nacque una disputa fra i due fratelli, che mise un po' da parte questa, diciamo, fortuita, diciamo, possiamo dire, conquista di Otranto. Quindi il damaschino, che in realtà si chiama Khair ad-Din Mustafa Beg, di fatto venne lasciato a presidiare la città, e fino maggio, giugno, insomma, l'assedio di Alfonso cominciò a funzionare. Non solo questo, lui cominciò ad avanzare il campo, arrivarono le galee verso giugno-luglio del Papa, genovesi, ovviamente, che il Papa pagava, arrivò l'aiuto del re d'Ungheria, che mandò perché il re d'Ungheria che erano tutti imparentati, il Corvino praticamente era marito di una delle figlie di Ferrante,
che mandò pure la sua fanteria, anche perché ricordiamo una cosa, Maometto II e poi ovviamente il figlio, cioè erano, cioè, giocavano su 3 fronti, cioè giocavano fronte ungherese, fronte ovviamente italiano, ma anche diciamo già diciamo, presso i Mamelucchi vi erano pure dei conflitti, cioè non si sta parlando, cioè comunque di fatto non c'è stata una concentrazione delle truppe solo in Italia e solo su Otranto. Cioè, questo dà l'idea dell'immane potenza di Maometto II, cioè, lui riuscì a tenere, ma infatti le navi che si muovevano da Costantinopoli erano centinaia, entravano, uscivano. Slide successiva. Questo sì. Di fatto, praticamente, fra diciamo giugno, luglio e agosto si cominciò finalmente a una riconquista. Io, leggendo i documenti, si è preso ad esempio un mulino che era a distanza di colpo di bombarda dalla città di Otranto, perché poi non fu solo Otranto, ma di fatto anche i territori circostanti erano comunque sotto, possiamo dire, il dominio dell'ottomano. Quindi le truppe di Mattia Corvino arrivarono, le galere genovesi, fra il 5 e il 6 settembre finalmente il Damaschino tratta la resa e il 10 finalmente Otranto passa nelle mani di Alfonso. All'interno diciamo, della città vi saranno ancora 2500 turchi e vettovaglie per 4 mesi. Bocche da fuoco, di cui quella, come dicevo, la più grande era più grande di quella di Re Ferrante, e in più bisogna sapere questo dato che è molto carino, ma allo stesso tempo, se possiamo pensarlo, sconcertante. Molti di questi ottomani non vollero tornare, diciamo, come degli sconfitti, perché magari si aspettavano, quindi vennero arruolati nelle truppe di Alfonso quando lui salì per combattere contro i veneziani. Attenzione, perché poi alcuni di questi, circa non so quanti, non ricordo, però cercarono pure di contattare i veneziani, li contattano per tornare a casa. Attenzione. Cioè, che poi però capisci pure che come in realtà la storia ci consegna non davvero una guerra fra cristiani, musulmani, bene e male, ma poi le cose poi sì, fra di loro cioè, vi è una commistione di atti, di fatti un po' particolari. Non so se sono arrivato alla fine delle slide. Sono riuscito... Sì, quasi, perché siamo al momento delle fonti utilizzate. Prima però sì. di passare un attimo alle fonti utilizzate, io volevo ritornare un attimo sulla figura di Gedit Pascià, cioè, che fine fa questa persona? Perché lui torna effettivamente alla, diciamo, corte di Bayezid II, quando comunque lui appoggiava. Esatto, quando è ancora in scontro con Cem e appoggiava, ma Bayezid II non si fidava molto di lui, tanto che lo fa accoppare nel momento in cui prima lo fa arrestare, poi lo fa accoppare nel momento in cui vince, diciamo, lo scontro con il fratello Cem. Una cosa anche molto interessante, ma questo sarà più che altro nei secoli futuri, che specialmente nelle corti ottomane c'era questa cosa che veramente un sultano faceva X figli, poi l'erede diretto, insomma, diventava l'erede, poi però di fatto i fratelli gestivano. Non è che gestivano, ma in realtà venivano proprio accoppati per evitare che ci fosse una situazione come quella di Bayezid e Cem. Cioè, ma infatti anche qui ci fu questo problema, ecco, perché poi in realtà parte delle truppe ottomane comunque seguì Cem, attenzione. Poi ovviamente lui venne poi, diciamo, in un certo senso trattato come un prigioniero in una gabbia d'oro, perché venne portato a Rodi e lo stesso Bayezid praticamente pagava Rodi per tenerlo lì, perché sai, il fratello, poi addirittura si spostò in Francia, si spostò a Roma, insomma era una spina nel fianco. Ecco, mettiamolo così. Sì, e questo comunque sì, nel corso dei secoli, insomma, sì, purtroppo, e per questo ti dicevo, non vi erano, come in Occidente, diciamo, dei chiari segnali. No, il primo è il primo, gli altri sono tutti o suore o, insomma, per dire, o cavalieri e via dicendo.
Comunque, fra le fonti utilizzate, io per questa diciamo diretta, che sono riuscito anzi a cavarmela con poco, perché ho detto, oddio, qua sforo le 2 ore, che poi sai com'è, diciamo, ho utilizzato sia ovviamente fonti bibliografiche, che sono tantissime, poi ovviamente diciamo in un certo senso in privato, se qualcuno volesse o ti chiedesse, dico, posso anche dare delle indicazioni, perché l'importante è dire che ho comunque utilizzato per lo più documenti dell'epoca, perché, ripeto, tutto diciamo, quello stratificarsi di notizie che vi è dal XVI fino al XIX è molto complesso e ancora oggi si sta lavorando su questa complessità. Le lettere degli oratori estensi presso la Corte del Re di Napoli, che sono già stati pubblicati dal professor Ruben, e sarà uno dei libri che ho consigliato, e poi ovviamente cedole e documenti napoletani, pochi devo dire, però si trovano, oppure diciamo individuato degli atti documenti sia maltesi che nell'archivio di Palermo. Ma perché li ho usati per fare questa ricostruzione di oggi? Per far capire pure a chi ci ascolta che proprio come veniva vissuto in un certo senso in questa situazione, cioè come veniva, diciamo, vissuto da tutte le corti, ecco, e non solo italiane, ma anche europee o straniere. Cioè, comunque vi fu un'attenzione molto particolare. Cioè, questo è importante da dire, e non riguarda mai, cioè non riguarda sempre tutte le guerre, ecco. Nello specifico spesso ognuno si fa i fatti propri. Qui la paura arrivò. Ok? E poi ovviamente infine, dico, se devo consigliare dei libri o se dobbiamo consigliare dei libri, immagino, o diciamo sarebbe così, per quanto riguarda la storia di Otranto, sono bellissimi, tipo i 3 volumi di Ricciardi, consiglio comunque il primo, i 2 volumi di Huben, che hanno un loro costo, ma sono bellissimi perché riportano praticamente in foto tutte le lettere degli oratori estensi. Diciamo questi atti a cura di Laporta, che sono del 1980, e poi c'è questo libro di Vito Bianchi che voglio segnalare, che è un Otranto 1480 un po' più romanzato, però abbastanza, diciamo, segue la trama, ecco, fatto bene, ecco, fatto storicamente bene, ci tengo a dirlo. E poi ovviamente in prossima pubblicazione, non si sa quando, Simone Lombardo sta facendo un Genova e Otranto, per cui ti dicevo attenzione che possiamo essere smentiti da un momento all'altro, diciamo. Guarda, ma lieto di essere smentito quando, sì, voglio sì. dire, c'è una Vabbè, ricerca. la storia è fatta così, fatta di ricerca, è fatta di ovviamente anche questo, di scoperta. Sì, importante è appunto che sia una ricerca fatta come Esatto, sì, con diciamo tutti i sommi crismi. esatto. Va bene, allora, e qua insomma terminiamo. Io direi da questo punto di vista di un po' tirare le fila, e ne parlavamo anche un po' fuori live, perché io ho notato, e mi piace ripeterla questa cosa, che in questo periodo e con questo evento che abbiamo un po' descritto oggi, si nota sempre di più come da una parte la verità storica sta sempre nel mezzo, cioè sì, c'era la Lega Italica, sì, c'era la pace di Lodi, però in realtà le frizioni tra gli stati c'erano, si uniscono solo al momento del bisogno, della necessità, quando c'è un'invasione dello straniero, e un po' perché di fatto, come dire, il nemico del mio nemico è mio amico. Sì. Di fatto un po' questo. Poi, concludo un attimo il discorso, Gaetano. Poi, inoltre, quello che invece inizia a perdere, secondo me, di significato, proprio perché ne parlavamo poco prima di andare in onda, era la questione un po' della crociata, no? Questa visione anche un po' mitica che il Papa Sisto IV invece fece sempre molto sua, e che poi fu fallimentare, nel senso che non partì neanche. Provarono di fatto a attraversare il Mediterraneo, attraversare l'Adriatico e entrare, diciamo, nei territori ottomani, ma di fatto non ci riuscirono per varie defezioni, tra l'altro, dei vari stati. Ma guarda, proprio su questo devo un attimo intervenire, perché ho dimenticato dei particolari importanti, cioè bisogna sapere, ecco, che
sia il Portogallo inviò la sua flotta di circa 20 navi, se non ricordo male, sia il re di Spagna inviò la sua, e a settembre. Attenzione, perché Ferrante disse: aspetta, ora che mi riprendo Otranto, vado a Valona. E questa idea di entrare nel territorio avversario, vabbè, venne fermata da altri motivi, perché, attenzione, ad esempio motivi di tipo economico, perché chi li paga questi soldi? C'è chi gli dà da mangiare, li paga, perché comunque sono... Io ricordo che la Spagna, o meglio, all'epoca non si può neanche parlare esattamente di No, non Spagna, parlo, diciamo, ma della parliamo di zona... Aragona, Castiglia. Sì. A quel tempo aveva una piccola scaramuccia, chiamiamola piccola, chiamata Reconquista, che stava piano piano, ormai siamo Sì. all'ultimo atto, arrivando alla fine. Aspetta, infatti no, aspetta, diciamo che la Granada, la guerra di Granada comunque si protrarrà fino, non ricordo se l'87-88, però attenzione, infatti la flotta di Ferdinando, il cattolico, era impegnata, infatti lui la invia alla fine della guerra d'Otranto. La flotta del Portogallo particolarmente invece si mosse verso Roma e si fermò sulle foce del Tevere per farsi benedire. Poi lì praticamente arrivò la notizia che il Damaschino cedette, diciamo, si arrese, però questo era l'intento di Ferrante, quello che dicevi tu, cioè addirittura di arrivare a Valona, ecco. Questo poi non accadde. No, non accadde perché poi appunto ci furono tutte queste defezioni, non solo quella spagnola, anche quella portoghese, l'inglese, la francese e ovviamente tutti gli altri stati. Io do, diciamo così, suppongo, ecco, mettiamolo così, penso che comunque queste flotte arrivate in estremo ritardo, in un certo senso, io comunque ho trovato pure i documenti dello stazionamento presso il porto di Palermo e di Messina, però secondo me non erano a scopo, cioè per fare quello che Ferrante voleva, perché comunque sì, Ferrante e Ferdinando nei documenti si chiamano mi hermano, cioè effettivamente sono cognati e si vogliono, diciamo, e portano avanti uno stesso tipo di politica. Però è anche vero che se io fossi Ferdinando il Cattolico e volessi far vedere, diciamo, la mia forza, ecco, per evitare che un domani tu magari pensi di arrivare pure nei miei regni, ti faccio vedere la mia flotta alla fine. Ecco, questo, diciamo, arrivo tardivo, secondo me sì, da un lato è dovuto al fatto di farla muovere una flotta, dall'altro secondo me può essere anche stato un po' programmato, ecco, questo sì. Io poi non lo so, la sto buttando. No, ma assai probabile, poi ovviamente arriverà, È ma un se po' come una arriverà... sfilata, guarda, io ti faccio vedere 50 navi, stai Vabbè, attento se a dove... arriverà effettivamente un documento che confermerà o smentirà questa nostra supposizione, tanto meglio. Sì. L'unica cosa che, per concludere un po' il concetto, sempre sulla questione crociata, cioè qua siamo in un momento in cui ormai, per quanto per tutto il Medioevo il motore religioso fu principale, adesso secondo me c'è una prototipica realpolitik che continua ad essere prominente. Il fatto che anche Venezia vedi che fa accordi con la Sublime Porta, li ha fatti anche prima Napoli, si cerca sempre comunque di capire, specialmente forse per i territori, per gli stati che non sono il papato, che tutta questa storia della crociata contro l'Islam ormai è anacronistica, forse, o un po' l'avevano capito. Sì. Cioè, E poi un secolo dopo, quando avremo, tra parentesi, Lepanto, cioè, l'abbiamo anche già detto, sì, ritorna questo revanchismo del andiamo contro gli infedeli, però poi gli infedeli ti fanno il mazzo, cioè nel senso a un certo punto è questo quello che accadde. Insomma, in poche parole, per dirla con un'espressione che io prendo da un testo che tra l'altro vi consiglio, di Marco Pellegrini, Le crociate dopo le crociate, ecco, ormai, voglio dire, è diversa la visione anche del malicidio, il fatto di Bernardo di Chiaravalle, non c'è più questa cosa dell'abbattere il male fisicamente. Infatti, guarda, se prendiamo proprio due fatti storici, cioè la condanna di quei
posso dire, quei monaci guerrieri, no? Che andavano lì e dicevano, però non sono così malvagi, e comunque, diciamo, provavano anche, e venivano comunque condannati per questa loro, vennero condannati per questa loro, diciamo, trattare con i musulmani. E poi prendiamo il fatto che Alfonso si mette dentro il proprio esercito 500 turchi, trattati malissimo, attenzione, però se li mette dentro, vediamo come le due cose ormai, è vero come dici tu, cioè proprio non c'è più quella situazione, ecco, proprio religiosa, ecco, non, o comunque quella specie di proprio di dualismo. Però è anche vero che poi, sai, la storia si fa, diciamo, col tempo, con le cose, che poi magari già nel XVI sarà ancora diverso. Poi comunque tu menzionavi la guerra di Granada, quella verrà vista come una sorta di crociata, però attenzione, anche lì succederà qualcosa di strano. Ad esempio, Bayazet, quando verranno pure cacciati gli ebrei perché sono i Marranos, sì, nel 1492. esatto, quando verranno cacciati, Bayazet dirà, ma questo Ferdinando, cioè, è pazzo che caccia via sta gente che porta così tanto denaro, e con la flotta se li andrà a prendere, cioè nelle coste spagnole. Quindi, ma guarda che pure gli estensi la pazzesco. pensavano un po' così, perché poi se li presero anche loro un pochino. Ecco. Però questa è un'altra storia. È un'altra storia. No, la questione è che poi, se posso dire, da parentesi, sì, da questo punto di vista, il fatto stesso che parlavamo appunto di in terra di Spagna viene vista sempre come una crociata, ma ricordiamoci però da dove era partita, cioè era partita molto prima la Reconquista, quindi è chiaro che di fatto questa visione del liberarsi da un invasore di tanti secoli prima, infatti non è più, infatti si parla qua di motivi politici, motivi economici più che altro, cioè non ne parliamo noi, ma già proprio sta nei libri, insomma. No, ma per l'appunto, poi vabbè, Granada viene appunto presa nel 1492 e l'effetto poi anche simbolico, o meglio, sì, iconico, o anche, sì, meglio, iconografico, lo vediamo pure nello stemma della bandiera di Spagna. Il piccolo melograno che si vede, anche se è molto piccolo, è il simbolo di Granada ed è la fine e l'espressione massima della Reconquista spagnola, che però farà di fatto nascere in qualche modo anche il periodo d'oro del siglo d'oro in Spagna. Adesso siamo andati praticamente, abbiamo divagato, però la vicinanza ovviamente con i regnanti di Napoli è quella. Poi un'altra cosa interessante è anche dire questo, cioè noi parliamo ovviamente di un periodo in cui l'Islam è Islam, mentre qua già abbiamo due tipi di Islam, cioè quello ottomano e quello dei Mori, chiamati Mori, diciamo, cioè quello dell'Africa, diciamo del Nord Africa. E c'è un evento che ho letto in un articolo di un amico, caso poi privatamente se qualcuno me lo chiede, è un evento molto importante e fa capire proprio la differenza. Degli ambasciatori da Granada arrivano fino alla corte di Costantinopoli, alla Sublime Porta, e dicono al sultano, parliamo di Bayazet, quindi diciamo del 1480 e passa, se possono diventare, Granada può diventare, diciamo, vassalla del sultano, perché loro non ce la fanno a resistere alla forza d'urto di Ferdinando il Cattolico. E praticamente in questa lettera i pascià chiedono agli ambasciatori: ma dov'è Granada? Fondamentalmente, cioè, è un po' lontana, e quindi questa lettera poi finisce col fatto che nel Regno Ottomano non si dice né sì né no, cioè la cosa rimane in aria. Cioè, questo per spiegare come non c'è un fronte solo musulmano come noi potremmo immaginare oggi, ecco, ma anche fra loro c'era una certa distanza. È anche probabile che da un certo punto di vista ormai non era, il gioco non valeva la candela, anche ecco, questo, certo, però devi spiegare ormai che non è che si sapeva, cioè, tutto di quello che facevano gli altri musulmani, ecco, mentre ovviamente nel periodo pre-400, quindi parliamo delle crociate, no? Ovviamente non vi erano questi fronti così larghi
di religione musulmana, ecco. Quindi è un po' diverso, è proprio, e questo ci fa anche capire come la politica fra le realtà cristiane c'è, ma c'è anche una politica fra realtà musulmane, islamiche, quindi il re di Tunisi, i Mamelucchi, il Regno Ottomano, erano tutti, diciamo, identità distinte, e quindi parlavano fra loro, combattevano fra loro, si alleavano fra loro. Ecco, questa è una cosa che poi non ti dico adesso perché ho trovato delle strane, diciamo, cose che mi fanno supporre, però così, ecco, non lo lascerò ai posteri, questa che poi appena ho la ricerca pronta ti farò sapere. Va bene, allora io intanto ti ringrazio molto. Io ringrazio sempre te pubblicamente, anche adesso lo sto facendo, per avermi ospitato qui. Seguo questo canale, già te l'avevo detto in privato, però ci tengo a dirlo in pubblico. Ed è stato molto bello pure diciamo poterti conoscere sia telefonicamente e poter parlare con te adesso, devo dire, molto stimolante, devo dire. Grazie, no, ma grazie a te, perché l'effetto è stato lo stesso anche per me. Ecco, metto questo in sovraimpressione questo commento di Shavan Guardian, proprio perché, ecco, mettete like, iscrivetevi, condividete e magari mettete anche la spunta sulla campanella, perché magari YouTube vi manda pure la notifica per queste live. So che sono momenti un pochino concitati ultimamente per le recenti notizie, quindi è possibile anche, ecco, che in questo momento l'attenzione sia spostata ad altro, però insomma recupererete magari più tardi questa live. Però mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, condividete, commentate, perché è veramente un piccolo gesto gratuito, ma per me è veramente molto importante, perché l'algoritmo almeno così spinge. Io ci tengo a dire che comunque qualsiasi commento o qualsiasi anche domanda a posteriori, dico, potrò anche, diciamo, vederla, rispondere, non è un problema per me, ripeto, per me è stato veramente un piacere, quindi comunque terrò d'occhio anche questa nostra discussione per qualche tempo, ok? Non ci sono problemi, Va anche bene. essere contattato privatamente. Vabbè, ti ringrazio Gaetano. Allora, prossimi appuntamenti, la prossima settimana, penso proprio venerdì prossimo, sarà una live un pochino più particolare, perché non parleremo tanto di un evento storico, ma di un evento, o meglio di un fatto antropologico nel corso della storia. Parliamo di, lo dico nella maniera più scientifica possibile, antropofagia, quindi YouTube per favore non mi demonetizzare, e ne parleremo con Antonio Maccioni, che ha scritto recentemente, pubblicato un saggio a riguardo molto carino per la Newton Compton, e quindi mi sembra un ottimo modo per parlare, ecco, da un profilo antropologico e storico proprio di questo fenomeno. Successivamente poi invece continueremo la nostra cavalcata con la fase francese per quanto riguarda la guerra dei 30 anni il venerdì successivo ulteriore. Quindi mi raccomando, state connessi, seguite queste live, recuperatevi queste e quelle precedenti. Io ringrazio voi che ci avete seguito, ringrazio di nuovo te Gaetano, e ci vediamo alla prossima live ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, ciao Gaetano. Ciao a tutti e grazie a tutti.